Buongiorno a tutti ragazzi, novità su novità davvero pazzesche stavolta. Stavolta stavo navigando come faccio come sempre ragazzi su internet, quindi girovagavo nella ricerca di aggiornamenti su sto Dorian, sull'uragano per vedere, per fare. In effetti ragazzi, gli uragani che stanno arrivando in Europa ragazzi sono due adesso. Quindi in effetti insieme a Dorian ci sarà pure l'altro uragano Gabrielle che si stanno dirigendo tutte e due verso l'Europa. Cioè in effetti non lo so che dirvi. Sull'Atlantico stanno King, ci sta Gabrielle, l'uragano e ci sta Dorian che stanno andando tutte e due verso l'Europa. Quindi entrambi stanno dirigendosi verso l'Europa. Diciamo che, Danny, a posto. Diciamo che il primo che dovrebbe arrivare è Dorian, poi seguito da Gabriele. Gabriele, in effetti l'hanno chiamato così. Sì, in effetti stanno dirigendosi in Europa tutte e due, quindi eh, crescono, diciamo, le preoccupazioni che si possono unire, capisci? Sicuro che era Giove, Danny, io non lo so, io ho fatto quel video, ho visto, sì, ma io ho visto diciamo, quella sfera abbastanza grande, ho detto, ma che cos'è? Anche perché anche ad occhio nudo si vedeva bene, tutto colorato, poi non lo so. Sì, sì, ti credo, ma figurati. Quindi, Eleonora, stavo dicendo, si stanno muovendo tutte e due verso l'Europa. Sta Dorian avanti e sto Gabriele dietro. In effetti sperano gli meteorologi, non io, perché io faccio solo la notizia, vado a pigliare, ragazzi. Non vorrei che si uniscono, cioè che si tocchino in effetti e fondono e diventa un uragano, ragazzi, abbastanza grande che si sta dirigendo verso l'Europa, ragazzi, quindi non è che si dirige dall'altra parte, quindi l'uragano Dorian sarà il primo ad arrivare in Europa muovendosi da Canada verso la Groenlandia e arriverà, ragazzi, come ho già detto, quindi arriverà tra martedì 10 e mercoledì 11. Poi seguirà Gabrielle che avrà una traiettoria più meridionale e colpirà l'Irlanda nella giornata di giovedì 12 settembre per poi andare al resto delle isole britanniche. Però, come potete ben sapere, se ad esempio, che ne so, Dorian rallentasse e Gabriele aumentasse, si potrebbero anche fondere, cioè unire. Quindi immaginate due uragani, scusate il plurale, che si uniscono e si fondono, cioè come questa foto. Questa mo è una foto che io ho messo così. Grazie Maria Rosaria. Quindi diciamo, immaginate mo questi due uragani come stanno in questa foto, ragazzi. Questo è un uragano vecchio. Se vi ricordate, questo mi pare che era Hurricane, questo qua, se non mi vado errato. Immaginate che tutti e due adesso si fondano. Che succede, ragazzi? Se ne fa uno mostruoso. Ciao lei, ciao, tiene l'alba del giorno dopo, tiene ragione. Quindi diciamo che in effetti se si fondono succede un casino, ragazzi. Fortunatamente Dorian dicono che sta più avanti rispetto a sto Gabriele, come lo chiamano loro, e che quindi non si fonderanno, perlomeno per quello che io ho letto, ragazzi. Quindi l'ho letto in tedesco, in inglese e in italiano. L'altro dovrebbe colpire, come ho detto, allora, le isole britanniche, giovedì 12 settembre. Prenderà l'Irlanda in pieno per poi andare alle isole britanniche, cioè Gabrielle. Mentre quell'altro, ragazzi, arriverà su Islanda e Regno Unito. Quindi comunque tutte e due in Europa, ragazzi. Tutti i meteo, ragazzi, che ho guardato, ho detto in inglese, tedesco e italiano, e che questi due uragani che stanno arrivando in Europa porteranno condizioni meteo quindi molto avverse sull'Italia, quindi una ripercussione. In effetti già c'era la ripercussione di Dorian che già avevamo parlato in video precedenti.
anzi è una settimana che se ne parla di sto Dorian, in effetti. Adesso sta questo Gabriele che sta per arrivare pure lui, quindi diciamo che il maltempo potrebbe ancora peggiorare fino a giovedì. In effetti noi avevamo detto 11, 12 e 13, però mi sa che farà tutta la settimana, in effetti si arriverà quest'altro qui, perché questo qui io la foto non la posso mettere perché giustamente è del sito quello là americano, però posso anticiparvi che stanno tutte e due sulla stessa traiettoria. In effetti Tropical Storm Force Wind Speed Probability, e stanno tutte e due sulla stessa direzione, tutte e due con la stessa potenza. Dorian sta più avanti, ma secondo me di un'oretta. L'altro arriverà, te l'ho detto, aspetta che la traduzione qua è un casino. L'altro arriverà allora, Irlanda e Isole Britanniche, il secondo, cioè Gabrielle. Mentre l'altro, che è quello lì che stiamo osservando oramai da tanti giorni, arriverà su Islanda e Regno Unito, quindi più o meno la stessa parte, stiamo là più o meno, ragazzi. Quindi diciamo che adesso sono due gli uragani che marciano verso l'Europa. Io purtroppo, ragazzi, do la notizia, non sono un meteorologo, quindi tutte e due in Italia. Ciao Mark, ciao The Hand, quindi ma non lo so che ti devo dire, ce l'hanno con noi forse, forse sì, che ti devo dire. Comunque adesso è uscita questa notizia poco fa, l'ho letta in inglese, poi l'ho trovata in tedesco e pure l'ho tradotta, e poi anche in italiano, quindi in effetti stava da tutte e tre le parti, che sta arrivando pure sto Gabriele. Io non sapevo neanche che esisteva un altro uragano che si chiamava Gabriele. Allora ci sono due uragani, ti ricordi? Dorian stava arrivando sull'Europa. Adesso invece ce ne sta arrivando un altro ancora, si chiama Gabrielle e sta puntando anche lui sull'Europa. Sta un po' indietro rispetto a Dorian, però ci sta la possibilità che potrebbero fondersi insieme e diventare un maxi uragano, anche se escludono questa possibilità. Comunque, anche se non lo fosse, comunque arriverebbe una ripercussione sull'Italia che già arriverà tra martedì a giovedì, quindi 11, 12 e 13. Adesso con l'aggiunta di quest'altro uragano, quindi la situazione peggiorerebbe ancora più di quanto dovrebbe peggiorare per 11, 12 e 13. La speranza è che non si fondano insieme, che non si toccano, diciamo, che ognuno cerchi la sua strada, come devo dire. È come se due buchi neri, ti faccio un esempio facile, si incrociano, che diventa un super buco nero, cioè l'unione di due buchi neri dà origine a un super massiccio buco nero, cioè una cosa più grande. E così può succedere con questi due uragani. Se per puro caso si toccassero, si uniscono le forze, e quindi, ragazzi, non so che succede, la verità, questo non è mia materia, io in effetti do informazioni di quello che succede, ma non so che potrebbe succedere se per puro caso si unissero tra di loro, si toccassero, non lo so, ma non credo una cosa buona, questo non voglio pensarlo, ragazzi. Credo che si formerebbe qualcosa di più grande. No, no, in effetti stanno salendo su. Quindi poi stasera, come ho detto, vediamo se da a scendere in effetti Dorian. Perché Dorian sta salendo, però poi nella seconda foto che ho fatto vedere ieri mi pare che voleva scendere verso la Francia, però è tutto da vedere perché poi no, no, sono bloccate, la navigazione non le no, no. Questa zona, diciamo, dove stanno gli uragani non è navigabile, adesso è chiusa. Quindi questa parte qua è ferma, pure gli aerei devono passare intorno, non su questa direzione. Quindi pure le navi devono fare il giro, non andare in questa direzione. Quindi diciamo che è chiuso questo tratto. Ci sono due uragani, uno a destra e uno a sinistra, che marciano dritto verso l'Europa, in effetti, tutte e due. Uno sta più avanti e uno più indietro.
In effetti Dorian è quello che sta avanti e poi sta sto Gabriele dietro. Quindi speriamo bene e che non succeda davvero. Stasera cercherò di trovare pure sto Gabriele, così faccio la diretta con tutti e due gli uragani per vedere, perché non dico che sono quasi paralleli, ragazzi, in senso che ma stanno uno dietro l'altro proprio, si vedono. L'immagine purtroppo è coperta da copyright e non posso metterla, ragazzi. Però stanno uno a fianco all'altro, quindi proprio. Ma guarda, io lo volevo dire più in questi giorni, poi ho detto lascia stare, poi facciamo sempre i soliti complottisti, dicono che sempre noi pensiamo che tutti quanti fanno ste cose, sai, le solite cose, dice che noi pensiamo sempre a male. E diciamo Nunzia che invece di un uragano adesso ne arriva anche un altro due. Diciamo che ci sono due uragani in arrivo in Europa. A parte Dorian che ultimamente ha fatto il casino in America, adesso se ne è aggiunto un altro che sta puntando verso l'Europa e si chiama Gabrielle. Quindi in effetti per la settimana prossima avremo due uragani in marcia verso l'Europa, che sicuramente, come tanti meteo hanno detto, hanno spiegato, avranno ripercussioni sull'Italia, cioè porterà un bel maltempo sull'Italia. Poi la direzione, ragazzi, è ancora come regola colpiranno Irlanda, Islanda e Regno Unito, e isole diciamo britanniche più o meno. Questa è la direzione di tutte e due. Poi dobbiamo vedere. Sì, sì, ma quello in effetti quando dicono Giuseppe, ma tu sempre. Ma non si tratta di essere complottista, mi pare strano che un uragano sta durando tanto tempo, cioè qualcosa lo muove. Non può essere che. Ah, figurati Cristi, quindi capisci? Quindi penso che al finale ci stia qualcosa dietro, qualcuno sta facendo qualche esperimento, qualche cosa, che ne so, perché adesso due uragani che viaggiano verso l'Europa, quando poi ragazzi sappiamo bene tutti che in Europa gli uragani non sono mai arrivati, e questo non è che lo dico io perché non ne capisco. Questo lo dicono gli anni, anni, anni che non sono mai arrivati qua in Italia. Non è che lo devo dire io. Basta andare gli anni indietro e vedere che nessun uragano è mai arrivato in Europa. Questo qua, io l'ho detto pure ieri, non ho detto il fatto complottista comunque. Ho detto che questo uragano sta camminando sull'acqua e non sta toccando la terraferma. Già questa cosa a me mi preoccupa, dico, ma come mai? Questo uragano è capace, come se fosse, come devo dire, telecomandato. Cioè perché non può essere che questo qua riesca a camminare costa 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 e non entrare nell'entroterra, cioè, così perde la potenza, ciao ciao e finisce la storia. Invece questo sta facendo proprio il giro di tutta la costa. Allora, i ragazzi hanno detto che forse è Giove, mi ha detto Danny, che lui ha un binocolo cannocchiale che riesce a sapere che pianeti sono e che cos'era. Però ho mandato la foto a un amico mio astronomo per dire scusa, ho fatto sto video, mi puoi dire che cosa è Giove, Marte? Non lo so perché io non ne capisco di astronomia, quindi è inutile, ho detto che te lo dico. Se gentilmente gli ho dato l'orario, gli ho dato il giorno, poi mi farà sapere, ha detto. Perché comunque aveva da lavorare, ho detto come hai tempo, se mi controlli sta cosa e mi fa sapere che poteva essere. Perché io non ne capisco, quindi è inutile che dico Marte e Giove, non lo so. Danny mi dice che lui ha visto con il suo strumento, che lui c'ha il cannocchiale elettronico, che vede i pianeti dove sono, ha detto che era Giove. Non lo so, ti dico una bugia, quindi non ne capisco, quindi non voglio dire nulla. Solo che lo vedevo molto grande, come una palla. In effetti, non l'ho mai vista così. In effetti, io la luna, se tu guardi i miei video, c'è un sacco di registrazioni perché la luna mi piace proprio. Cioè, ieri ho ripreso sta cosa, ma casualmente, in effetti, ieri sera volevo fare la luna, poi mi sono ritrovato con sta cosa.
Quindi in effetti è questa la cosa, volevo registrare la luna e mi sono ritrovato con questa cosa strana, ho detto "E che cos'è mo questa?" Che poi nel tardi l'ho fatto di nuovo il video verso mezzanotte, prima di mezzanotte, la luna stava dall'altra parte, era rossa rossa perché stava dietro, come ha detto un amico, stava dietro una cosa rossa. E poi quella lì che io ho visto stava sempre lì, non è cambiata, solo che si vedeva un po' meno perché ci stavano molte nuvole, però era ben visibile ancora come si vedeva all'inizio che ho fatto il video prima. Stasera per sfizio devo farlo di nuovo per vedere se sta ancora lì. Quindi se sta ancora lì deve essere un pianeta, non lo so. Una stella non è, questo è poco sicuro. Se è, e deve essere un pianeta per forza. E mo vediamo. Devo vedere, devo informarmi. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti, ci sentiamo più tardi. Se ho altre notizie, se no ci sentiamo stasera per il fatto di Dorian, per vedere la traiettoria dove andrà a finire, e poi vediamo se sta cosa in cielo qua di fronte a me sta presente oppure è scomparsa. Quindi ci vediamo più tardi ragazzi. Ciao a tutti.